Caterina Pesce vira al comando, l'atleta targata polisportiva Noale, che è stata già medagliata ai campionati italiani giovanili sia nei 50 che nei 100 stile libero nell'edizione del 2010. Ha vinto anche i 100 stile libero in occasione della Coppa Komen 2007 con la nazionale italiana giovanile. Per lei 3 medaglie d'oro e un argento, dunque un bel bottino. Andiamo a vedere il suo crono, 57,27, è il migliore fino a questo momento, quindi per Caterina Pesce va in testa alla classifica provvisoria quando si preparano le atlete della quarta batteria: Virginia Puccianti in 1, Federica Brondolini in 2, Jasmine Anneoletto in 3, Denise